Entriamo, entra tranquilla, non timma, sapete? Oh, sindaco! Buonasera. Il sindaco di Scaffinggiu! Buonasera. Ciao, sindaco. Ciao. Oi, Guru! Fischiettando siamo in casa. Sempre di Scaffinggiu, lei? Sempre sindaco di Scaffinggiu, provincia autonoma, di nostra autonomia, può fare Ok. stato nostro. Oh, ma vedo oggi complimenti, vedo che in dolce compagnia, Tante scherzauso. No, colgo l'occasione per ho fatto sul segretario comunale nuovo. Il segretario comunale. E va. La dottoressa Benedetta Orticca. Orticca. La dottoressa Orticca. Un cognome Orticca? No, Orticca è un cognome tipico di Scaffinggiu. Beh, sì. E infatti Castendida fa di bene cane scraffa. No, non dica così. Che magari è sposata, ci può essere... Era sposata e vedova Pulici. Pulici come? Suo vedovo di Pulici, di cognome. Ah, Pulici è morto. e come è morto? Scraffendosia c'era. Ma non vi siete... Abbiamo invocato anche Santa Rungioso Martiri, ma de pedesse in feria, sa di non c'è. infatti. E si è crepato. Vabbè. Buonasera, dottoressa! Sì, proprio una bella orchestra. È Scimpra. No, non è scimpra. È sorda come una campana, non So. intende manco a essa. Provi a chiedergli qualcosa. Benvenuta al nostro spettacolo! No, nessun ostacolo, tutto liscio come l'olio. È Scimpra questo. No, non è scimpra, scedata, è staici, mischina. Ma perché l'avete preso una sorda per fare il... Non ti pare di mappe. Ah sì, ma prendete il segretario comunale e mettete una che No, non... ti spiego Massimo, in poche parole dovevamo prendere il segretario comunale nuovo. I maschi Dovete prendere un maschietto. No, li avevamo esclusi a priori. Ma perché? Il maschio sulla galera. Quindi abbiamo scelto una ragazza, una bella ragazza, poi l'abbiamo scelta sorda, così la popolazione di Scaffinggiu va, come entra in comune per lamentarsi, da issa, va a lamentarsi da lei. Giustamente va dalla bella ragazza. Va dalla bella ragazza, si lamentano con lei, issa non ci intendi nuda. E quindi... E non le riferisce niente. Non mi riferisce niente e quindi io ci guadagno 2 volte, poi sei nominata nuda, manco la popolazione e mi disbatto altamente. Ma se viene qualcuno di... Scusa, se non sono volgare. Ma se viene qualcuno per parlare urgentemente del PUC, lei sa cos'è il PUC? Il? PUC. PUC, cos'è il PUC? Lo sa cos'è il PUC? Beh, ce la manca. Il PUC. Lei è sindaco, deve sapere cos'è il... Beh, E il PIA, cos'è il PIA? Il PIA. Dunque, PIA, cos'è no, il PIA? Il PIA è piano integrato. Dunque, su via. Su via, e te su via. Su via su piano Lei è un sindaco, deve sapere cos'è il PIA. Cos'è il PIA? Dottoressa, deve dire cos'è il PIA. Olia? Sì, molto olive e molto olio quest'anno in paese. Andata buona di Ullo, cane. Ma tacci, sto chiedendo del PIA, che deve andare a Bonadeolo? Ma dai. Ha detto la dottoressa. Ma perché siete venuti insieme? No, siamo venuti insieme perché, in poche parole, dopo su... Perché siete venuti insieme? No, non siamo bevuti. No, è bello parlare con lei che capisci tutto al volo. No, non usiamo la polo, no. E ascolta, Paco, usciti via. Se su vende brutta figura, signore. Allora, siamo... Bella ragazza, ma è tonta, vero? E vabbè, questo noi abbiamo preso la bella ragazza, non su intelligenza. Casino. Allora, in poche parole, noi siamo venuti qui perché dobbiamo invitare la gente a sta sagra che dopo fa in bidda. E che sagra... Sta sagra dei scorrutus. Dei scorrutus sicuramente qualcheduno già cinda adesso, noi pure, un sala. In sala, non lo so. Se Sul palco 3 musicisti, ma... Prendi su mezzo. Non lo so. Non li vedo bene, però penso che sia... Ma scusi un attimino, ma come si... Chi partecipa a questa sagra? Allora, è venuta la segretaria comunale per prendere le adesioni, tenevo su Vollu. Chi ne Cioè, c'è abbiamo prima? 3 adesioni per il momento, sono 3 iscritti, abbiamo Zio Beppi Boi, signor Cornelio Cravo e signora Barbarina Montoni, con rudo su di nome e di fatto. Vabbè, ho capito, ma se uno vuole andare lì cosa deve fare? No, dunque, la sagra si svolge semplicemente così. Chi uno esti con rudo può venire tranquillamente in paese e partecipare. Vabbè, ma se uno non è corruru? Se uno non è con rudo, abbiamo la commissione preposta a fare sta gente corruda. Compreso? Si fa una gente specializzata? Gente specializzata. Gente proprio che è del gente mestiere. preparata. Non è gente che è improvvisata così. Ma no, si pone a fare cosa pim pim pam. No. Avete fatto la delibera? Abbiamo fatto la delibera e in base alla delibera io scemerò sta Ma gente. lei è sposato? No, io sono un signorino. Ah. Quindi non è... Vagadio. Vagadio. Non sono... Va bene. E lei è sposato? Io sono sposato. Se vuole venire alla festa. Ma come? Signor sindaco, ma lei non può dire queste cose. Lei me l'ha detto. Va bene, allora vi aspetto. Quando inizia la festa? Quando inizia la festa? Tempesta. Ci mi la festa, comprendi? Quando inizia la tempesta? Per la festa? Bravo, comprendi? Tra bocchetto. Arrivederci. Buonasera, dottoressa.
Sì, complimenti, è una bella festa. Con l'orchestra. Comprende che manca poi vai, poco. Rotta, Andiamo, che vai. ti faccio vedere i Grazie, pesciolini. ci vediamo fra un minuto.